Senza il via libera di ieri a Roma, il Veneto fa scattare l'iter di sospensione per i sanitari che non hanno intenzione di vaccinarsi. L'ultimo appello di Zaia: non sia una guerra di religione. Dalla Marca al Vicentino, dal Padovano al Veneziano, sindaci e volontari al lavoro per la Conta dei Dani dopo l'ondata di maltempo di ieri sera. A Collalbrigo di Conegliano la furia del vento si è abbattuta su un'osteria poco prima dell'ora di cena. È stato l'inferno, ma abbiamo messo i clienti in salvo, raccontano i titolari. Capannoni isolati tra il Vicentino, il Padovano e il Veronese, diventati luoghi di stoccaggio per rifiuti tessili. L'indagine dei carabinieri del NOE di Firenze. 2 feriti lungo l'autostrada A4 a Cesalto dopo lo scontro tra un camion e un camper. Lunghe code si sono formate col traffico bloccato. 7° posto nella finale di Tokyo per Federica Pellegrini, che lascia il nuoto tra le lacrime. Sono contenta perché è stata la finale più serena che abbia vissuto l'omaggio del Veneto, la campionessa. Si chiamerà al largo Paolo Rossi 9 la nuova area podonale che sarà realizzata a Vicenza all'ingresso dello Stadio Menti. Il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale, lavori al via dal prossimo anno, targa commemorativa a settembre. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito ora dai titoli, come già annunciato ieri in diretta dall'assessore Lanzarin, il Veneto è pronto a far scattare l'iter di sospensione per i sanitari che non hanno intenzione di vaccinarsi. L'ultimo appello di Zaia: non sia una guerra di religione. I direttori dovranno, come si può dire, modulare le eventuali sospensioni o gli eventuali provvedimenti anche in funzione della, fra virgolette, della banale problema delle sostituzioni per le ferie in questo periodo, piuttosto che per figure strategiche di alcuni reparti. Però insomma io spero che si riesca a trovare una soluzione e se ne venga fuori. La palla ora passa ai direttori generali. Toccherà a loro sciogliere il nodo più importante, quello di sostituire i sanitari sospesi perché irriducibili Novax. Perché il dado è tratto e il vertice di ieri a Roma ha sancito il percorso da portare avanti di qui alle prossime settimane. Noi abbiamo chiesto la sospensione momentanea delle procedure perché c'era notizia che in Emilia-Romagna, il TAR Emilia-Romagna, potesse aver dato la sospensiva ai ricorrenti. Allora volevamo vedere la sentenza per capire qual era l'errore formale. Poi si è chiarita questa situazione e anche ieri gli assessori alla salute delle regioni a livello nazionale hanno deciso che si va avanti. Con modalità e tempi diversi dunque, via libera alle sospensioni in tutte le ULSS venete dopo l'apripista Vicenza. Anche le altre ULSS comunque hanno già avviato lettere di contestazione, hanno già come si può dire, offerto date per le vaccinazioni, c'è anche chi si sta vaccinando e quindi attendiamo. Invito a tutti di non farne una guerra di religione. Tutto questo in attesa delle decisioni del governo sull'altro fronte caldo, l'obbligo vaccinale per gli insegnanti. Il Veneto si appresta a varcare il giro di boa dell'estate con un solo obiettivo: tenere sotto controllo la variante Delta. Credo che la volontarietà debba essere difesa, però l'invito a tutti ad andare a vaccinarsi. Abbiamo superato i 5 milioni di dosi, oggi non abbiamo emergenza ospedaliera, abbiamo 171 pazienti in ospedale, 19 dei quali in terapia intensiva e abbiamo 544 contagiati questa mattina. Però la verità è che questi dati ce li abbiamo, nonostante la variante Delta ormai sia ubiquitaria, ce li abbiamo perché un Veneto su 2 ha già completato il suo ciclo vaccinale e invece molti altri stanno ancora attendendo, però le vaccinazioni se ne fanno. 60 medici, 40 farmacisti, 30 infermieri sono alcuni dei 186 sanitari trevigiani che, stando alle linee nazionali, rischiano di essere sospesi se non si vaccineranno. Dopo il via libera arrivato ieri a livello nazionale, le ULSS procedono nei confronti dei sanitari che rifiutano la vaccinazione. 3.507 nella Marca quelli che ancora non si sono immunizzati, 186 quelli che non hanno un motivo valido e a cui venerdì verrà spedita la lettera che li invita a sottoporsi alla prima dose. L'igiene pubblica, perché sono loro, mandano via 186 ovviamente sollecitazioni, poi sono 7 giorni per vaccinarsi. Abbiamo una 60 di medici, una 40 di farmacisti, mi dicono i miei, una 30 di infermieri sparsi ovviamente in tutto il territorio dell'ULSS 2 e noi ci auguriamo che tutti questi si vaccinino e quindi non ci sia il problema di ovviamente segnalarli all'ordine e sospenderli oppure verificare se ci sono le possibilità, ma me lo dirà il SISP e me lo dirà il medico competente, di poterli allocare in servizi diversi da quelli dove sono a contatto stretto con il pubblico. Per loro e non soltanto saranno aperti a stretto giro nuovi slot. Dal 2 di
agosto, all'8 di agosto apriremo ulteriori 3.150 posti che sono per i giovani, per il turismo, per chi parte e vuole vaccinarsi e soprattutto ovviamente per questi operatori. Nel frattempo ennesimo balzo dei contagi, 110 nella Marca nelle ultime 24 ore, ma soprattutto un serio incremento dei ricoveri arrivati a 20. Stiamo aumentando, a Treviso abbiamo 9 ricoveri di cui 2 per fortuna solo in terapia intensiva, e altre 3 persone in pneumologia e il resto in malattie infettive. A Conegliano siamo arrivati a 11 ricoveri. Da martedì è operativo anche l'ospedale di Valdobbiade nel Guicciardini, trasformato in Covid hotel per i turisti che dovessero scoprirsi positivi. Queste stanze di degenza che stiamo allestendo, molto belle, col bagno all'interno, quindi proprio una situazione alberghiera, e contemporaneamente manderemo, se serve, nel momento in cui qualche persona dovesse avere un po' di febbricola, un nostro infermiere una volta al giorno che gira e verifica febbre e condizioni delle persone. Il personale sanitario non vaccinato dell'ULSS 3 Serenissima ha 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Questa è la decisione presa dall'azienda sanitaria. Stiamo procedendo come azienda ULSS 3 Serenissima secondo indicazioni normative. E quindi, dopo essere stata mandata la lettera con indicato una data per vaccinarsi e la possibilità di effettuare vaccinazione, se impossibilitato in quella data, nei 30 giorni successivi. Dopo quanto dichiarato dal governatore Zaia sulle procedure che ogni azienda sanitaria del Veneto decide di adottare, l'ULSS 3 vuole dare un'ultima possibilità ai circa 2.000 operatori sanitari dell'azienda che non si sono ancora vaccinati. Ha inviato una lettera con giorno e data in cui presentarsi. Qualora il giorno non andasse bene, la persona ha 30 giorni di tempo per potersi organizzare. È stata inoltre istituita una commissione ad hoc per verificare ogni singola posizione di chi ha dichiarato di non potersi vaccinare per determinati motivi. In caso contrario, si passa alla notificazione alla persona, al datore di lavoro e all'ordine specifico, segnalando situazione di eventuale inadempienza, e a questa volta gli ordini proseguono con la sospensione e i datori di lavoro con l'identificazione di una situazione lavorativa possibilmente senza contatto con l'utenza, oppure fino alla sospensione. Quindi in questo momento si sta procedendo celermente in questa situazione per definire le situazioni dei singoli casi. Ed ora i danni del maltempo. All'indomani del forte vento, l'Asolano resta un territorio ferito, scoperchiata in parte la chiesa di Villa d'Asolo. Decine gli interventi nella notte. Per essere sincero, ho più di 70 anni e in mia vita non ho mai visto una roba del genere. Da un vento forte, una roba spaventosa. Ieri è stato proprio forte e anche tutti i cassonetti per strada, tutto. Un tardo pomeriggio così nella zona dell'Asolano non si viveva da tempo. Dopo la grandine dei giorni scorsi che ha interessato soprattutto i colli, è stata la volta di un vento tanto forte quanto inedito per potenza e durata. È venuto su un colpo d'aria da sud-est, così da sud verso est, e ho visto partire tutto qua, è partito tutti i tavoli, tutto l'ombrellone, abbiamo tirato su tutto. È durato almeno una buona mezz'ora e ha costituito l'intervento della protezione civile, del personale comunale e di diverse squadre di vigili del fuoco. Uomini e mezzi che hanno operato per tutta la notte in vari angoli del territorio comunale. Nella zona vicino all'ospedale alcune piante sono cadute, diversi rami. Nella zona del Cavescovo sono state rimosse stamattina alcune piante, e anche nelle frazioni Villa d'Asolo, Lauro e anche a Pagnano. A Villa d'Asolo scoperchiato parzialmente il tetto della chiesa parrocchiale, interessati anche gli interni e l'organo, decine i residenti che si sono subito messi a disposizione ripulendo l'edificio di culto e il centro, supportando così alpini, volontari e pompieri. Ho visto tanti pompieri, c'erano, e anche volontari che mettevano a posto, sì, in poco tempo hanno sistemato tutto quanto bene. Diciamo che come al solito poi le persone fanno la differenza. Sì. In questo caso sì, la gente si mobilita. È aperto una strada privata, sì. Alberi caduti? Di tutto, ramaglie, rami, nessun danno, persone e cose.
però tanti malani, tanto da lavorare. Attimi di paura anche all'ingresso di Caerano San Marco, a poche decine di metri da Villa Benzi, dove un albero è caduto a bordo strada. L'area è stata subito messa in sicurezza e anche qui l'intervento in tempi record dei vigili del fuoco ha fatto rientrare la situazione in breve tempo. Ed una vera e propria tromba d'aria si è verificata a Collalbrio, nella zona di Conegliano. Sono stati attimi di inferno, racconta il titolare dell'osteria del paese. Praticamente era 6:30, avevamo appena aperto da poco e siamo visti dal collalto, praticamente dalla collina che c'è giù in fondo, arrivare una nube nera che ci ha praticamente raggiunti in neanche un minuto, e avevamo 4 tavoli, siamo riusciti a farli riparare dentro in cucina. Abbiamo provato a cercare di chiudere gli ombrelloni, di riparare il più possibile, però ci ha preso di sprovvista, era proprio una tromba d'aria che è arrivata a una velocità pazzesca e da lì è successo il disastro, insomma. Ma era una giornata di sole e tutto di un colpo si è trasformato in un inferno. L'inferno in pochi secondi, giusto il tempo per mettere in salvo i clienti presenti, ancora pochi vista l'ora, e su Collalbrigo, piccola frazione che sovrasta Conegliano, si è sviluppata una tromba d'aria tanto circoscritta quanto potente, tanta la paura di chi c'era. Ieri sera ho visto scene da panico, cioè piangere, e non c'è da vergognarsi, anche il mio stesso figlio, che è il titolare, cioè è stato molto provato. Provato sì, ma anche consapevole dello scampato pericolo. Poteva andare molto peggio, perché l'albero qui che si è spezzato poteva cadere sopra la terrazza, invece per fortuna è caduto dalla parte della strada e non c'erano macchine che passavano a quel momento, e quindi dai, nel male è andata anche bene. Dai. A caldo è stata molto dura, adesso a freddo ci ragioniamo sopra e diciamo è andata bene. Nel tentare di chiudere un ombrellone, il giovane si è fatto male anche un ginocchio, ma nessuno nella pandemia né nel maltempo, giura, lo fermerà nel portare avanti il suo locale, inaugurato nel 2019 con l'obiettivo di valorizzare il piccolo centro. Abbiamo aperto da neanche 2 anni e ci siamo ritrovati a chiudere più volte per colpa della pandemia, giustamente, e adesso almeno la terrazza, almeno per oggi, non riusciamo ad aprirla, quindi stiamo ancora mettendo a posto e speriamo per domani di riuscire a essere operativi. Siete pronti a partire anche stavolta? Assolutamente, bisogna, sempre, non si molla mai. Ed ancora maltempo anche questo pomeriggio, con grandine in genere di media e grossa dimensione. Vi faccio vedere il video tra la Pedemontana, Cavaso del Tompa, Pederoba e poi zona Alano, Quero e Vas, con danni ingenti alle coltivazioni, soia, viti e Granturto quasi del tutto distrutti. E ci spostiamo a Villaga, nel Vicentino. Vento e pioggia hanno messo in ginocchio i residenti di via Costa Bella dal pomeriggio di ieri, senza corrente elettrica. Un vento terribile, e era una cosa veramente che io non ho mai provato in vita mia, e all'interno della casa io sentivo le mura della casa tremare, cioè sentivo proprio che la casa... Ha avuto paura, immagino? Pensava che crollasse tutto? Sì, ho avuto paura. Minuti di terrore, quelli vissuti dai residenti di via Costa Bella a Villaga, un gruppo di case tra i boschi e dei colli iberici che guardano la pianura, che nel pomeriggio di martedì hanno vissuto l'inferno, con gli alberi che venivano sradicati dalla furia del vento e piombavano sulle abitazioni. Difficile anche rientrare a casa con le strade e i tornanti invasi da alberi e foglie. Il rumore era talmente forte che non si è neanche sentita la pianta cadere. Cioè siamo usciti e abbiamo visto la pianta caduta. Il rumore forte era fuori, era talmente forte di questa bufera di vento e di acqua. Scardinato tetti, comignoli, le piante sono cadute, proprio sradicate, piante secolari. Un disastro, per fortuna a noi in casa non è successo niente, però sappiamo dei vicini che hanno gli alberi sopra la casa, dentro la casa. Adesso siamo tutti senza luce, abbiamo il traliccio della luce su, stiamo funzionando con un generatore. La potenza del vento ha buttato giù un traliccio da 10.000 volte e i tecnici dell'Enel sono a lavoro dalla notte. Alle 2 del mattino ci ha fatto partire la luce, però ci ha fatto fuori tutto lo che è elettrodomestici, alla vicina le sono esplose le lampadine, adesso vediamo. Ci si arrangia e aiuta tra vicini. Si pensi che io ho tutto con la corrente, anche il fornello.
Quindi io praticamente ieri sera pane e formaggio, oggi pane e acciuga e stasera andiamo a casa di un altro che invece ha il fornello a gas che ci ospita. Da Vicenza a Venezia il maltempo con la conta dei danni dunque anche nel veneziano, specie a Scorzè, tra i comuni più colpiti della zona del Milanese. Quasi un centinaio gli interventi di vigili del fuoco per maltempo nel veneziano, soprattutto dovuti al taglio di rami, alberi e pali pericolanti con la rimozione di elementi pericolosi. Il Milanese con Mirano, Ascaltenigo e Pianiga tra le zone del veneziano maggiormente colpite, Scorzè il comune più sofferente, dove il forte vento e la pioggia battente hanno sradicato diversi aceri e platani, uno dei quali caduto sopra un'auto in transito lungo la strada comunale. In via Dante a Cappella di Scorzè oltre una decina gli alberi caduti, con gli uomini della ditta incaricata dal comune ancora al lavoro per ripulire la strada. Vediamo qui alla mia sinistra i tanti tronchi degli alberi caduti. Abbiamo visto in cielo una nuvola nerissima che copriva il municipio, sembrava proprio una cappa poggiata sopra il municipio, e poi dopo pochi minuti ho cominciato le telefonate, è caduto un albero di qua, 2 di là, alla fine avevamo una decina di alberi caduti e per fortuna nessun danno per la gente. È stata come una tromba d'aria qua, penso, che gettai tutti a terra. No, non so perché. Lei ha visto l'auto che è stata divelta dall'albero? Sì, ma non c'era la signora dentro, era già scappata. Era un platano come questo tronco, vediamo che ha divelto anche parte della carreggiata della strada, un albero alto oltre 3 metri e piombato sopra l'auto che stava transitando. Fortunatamente l'automobilista è riuscita a mettersi in salvo, abbandonando l'auto quando ha visto che l'albero stava per cadere proprio sopra il tetto dell'auto. Siamo alla cronaca, capannoni isolati tra il Vicentino, il Padovano e il Veronese diventati luoghi di stoccaggio per rifiuti tessili, l'indagine dei carabinieri del NOE di Firenze. Scarti della lavorazione tessile da Prato stoccati in capannoni in disuso anche in Veneto ed in particolare nelle province di Vicenza, Padova, Verona e Rovigo. A far emergere l'illecito traffico la DDA di Firenze, che ha chiuso il fascicolo delle indagini preliminari condotte dai carabinieri del NOE. 19 le persone e 6 le aziende anche venete accusate a vario titolo di reati che vanno dall'associazione per delinquere finalizzata al compimento di un traffico organizzato di rifiuti alla truffa alla gestione illecita dei rifiuti stessi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i rifiuti, anziché essere trattati e smaltiti, venivano appunto accumulati in capannoni non più in uso e posti in zone isolate. In soli 3 mesi sarebbero state gestite in questo modo almeno 1000 tonnellate di scarti tessili stipati in sacchetti neri, con un guadagno che si aggirerebbe sui 250.000 euro. Un'indagine che prende avvio nel 2019 da un controllo di una ditta di gestione dei rifiuti pratese che, grazie a prezzi stracciati, si era imposta sul mercato, ma priva di ogni necessaria autorizzazione. E 2 feriti lungo l'autostrada A4 in seguito allo scontro tra un camion ed un camper, lunghe le code che si sono formate col traffico bloccato. Grave incidente mercoledì mattina intorno alle 7:40 lungo l'autostrada A4. A scontrarsi un camion e un camper che procedevano in direzione Venezia all'altezza di Cessalto. Il bilancio è di 2 coniugi feriti. La moglie del conducente del camper, seduta sul lato passeggero, è rimasta incastrata in un groviglio di lamiere. Sul posto sono giunti in breve tempo i vigili del fuoco da Motta di Livenza in collaborazione con la squadra di Portogruaro e sono riusciti a liberare la donna e affidarla alle cure del suo M118 che l'ha portata in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale che sta cercando di ricostruire l'accaduto. In seguito all'incidente si sono create inevitabilmente code di alcuni chilometri in direzione Venezia per consentire ai soccorritori di operare. 7° posto per Federica Pellegrini che lascia il nuoto tra le lacrime. Sono contenta, ha detto, perché è stata la finale più serena che abbia vissuto. Oggi a Spinè, all'ingresso del municipio, si legge «È grande la nostra fede». Eh sì, perché anche se questa volta nella finale di Tokyo non è salita sul podio, Federica di imprese ne ha fatte. Tante.
da Atene a Tokyo, passando per Pechino, Londra e Rio de Janeiro. È infinito il suo tragitto olimpico. Lei, la prima donna nella storia a nuotare in 5 finali olimpiche. La donna dei record, con 7 ori ai mondiali, 1 in vasca corta, 7 europei e l'oro ottenuto a Pechino nel 2008, cui aggiungere una sfilza di primati mondiali, considerato che il suo 1,52,98 ottenuto nel 2009 ancora resiste al vertice delle graduatorie internazionali. La sua ultima avventura olimpica si è chiusa con il 7° posto in finale nella gara, vinta da Titmus, ma tutti cercavano Federica, che si è lasciata andare anche a un pianto liberatorio. Sono proprio contenta, ha detto, perché è stata la finale più serena che abbia vissuto. Io di solito non entro sorridendo e non esco sorridendo, comunque sia andata, continua. Sapevo che a casa c'era la mia famiglia a guardarmi e con loro anche tanti altri, dovevo onorarli. È stato stupendo, non si vedeva, ma anche mentre nuotavo avevo il sorriso. Ora Federica ha molti progetti, il primo tornare a casa dove molti la stanno aspettando, poi festeggiare il suo compleanno, l'uscita del docufilm e una nuova stagione di Italia's Got Talent. Chi lo sa, forse arriverà anche l'atteso annuncio del matrimonio. Intanto Federica continuerà a far sognare i suoi tifosi ed essere presa da modello dalle giovani promesse femminili del nuoto. Grazie Fede. Rimaniamo a parlare delle Olimpiadi, sempre in nuoto. È tornato a casa Manuel Frigo, il 24enne d'argento alle Olimpiadi di Tokyo nella staffetta 4%. È tornato a casa Manuel Frigo, il 24enne rosatese, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo nella staffetta 4% stile libero, e si è subito tuffato nella piscina che ben conosce al centro nuoto Rosà, dove si allena da quando di anni ne aveva 8, che l'ha accolto con un grande striscione. Che effetto ti fa tornare qui? No, è bello comunque, posto dove sono cresciuto, quindi è sempre bello tornarci. Com'è stato proprio il far la gara e sapere poi il risultato raggiunto? Far la gara è stato bello, è stato divertente, ci siamo divertiti, eravamo tranquilli, sapevamo che potevamo far molto bene, siamo andati lì con la voglia di lottare con gli altri e cercare di portare a casa questa medaglia che volevamo tanto. Quando l'abbiamo presa all'inizio non avevo capito, aspettavo gli altri che esultassero quando sono arrivato per poter esultare anch'io, quindi è stato bello, un momento molto emozionante. Ed eccola la medaglia d'argento che Manuel ci mostra con orgoglio. Adesso che ce l'hai al collo questa medaglia, che effetto ti fa? È bello, non avrei mai pensato di un giorno avercene una, quindi sono contentissimo e devo ancora realizzare bene, mi ci vorrà un bel po'. Progetti per il futuro? Per il futuro adesso l'anno prossimo ci saranno i mondiali e gli europei a Roma ad agosto e niente, c'è sempre da lottare perché nella mia gara siamo in tanti e ogni volta è una battaglia per avere un posto in squadra. A chi dedichi questa vittoria? Alla mia famiglia che ha fatto tanti sacrifici per me e anche a mio nonno che è mancato qualche anno fa e adesso sarebbe la persona più orgogliosa del mondo. Si chiamerà Largo Paolo Rossi 9, la nuova area pedonale che sarà realizzata a Vicenza all'ingresso dello stadio Menti. Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale, lavori al via dal prossimo anno, targa commemorativa a settembre. Il tango della memoria, per il campione, per l'uomo, per Pablito. Se un sogno resta impresso sul campoverde del Romeo Menti, è per lui. Se qualcuno si ritroverà davanti allo stadio dell'Ane per celebrare nuove sfide sportive, sarà per lui. Largo Paolo Rossi. Vicenza ricorda così il suo campione, dedicandogli un pezzo di strada, un pezzo di cuore. Una parte di Via Schio verrà trasformata in un piazzale, coi simboli di quel che è stato, di quel che non si cancella. Ci sono dei simboli importanti, 2 scarpe da calcio che sono delle aiuole, quindi in quella forma, la forma di un'altra aiuola, il numero 9, che simboleggia il numero di Paolo, e poi soprattutto anche un pallone
che rappresenta il pallone d'oro di Paolo. Noi lo ricorderemo con una statua al centro del numero 9, una pavimentazione pregiata in finto porfido o trachite, delle aiuole laterali a dare decoro di una piazza che sicuramente sarà anche il centro, un altro centro della città di Vicenza. Aiuole rialzate che prenderanno la forma di 2 scarpe, un pallone e poi quel numero iconico, il 9, con al centro la statua del bomber. Un progetto da 250.000 euro che oltre all'area pedonale prevede una nuova illuminazione a LED, panchine e il rifacimento della facciata principale del muro est dello stadio, dove trionferà una gigantografia di Paolo Rossi. Noi completeremo l'operazione recuperando la zona delle ex biglietterie che si trovano adiacenti al nostro store ufficiale e quindi penso che verrà un'area di oltre 1000 metri quadrati assolutamente coerente con l'obiettivo di ricordare Paolo, con queste aiuole, con questo 9, con questa statua, e anche molto utile direi, perché è un'area che oggi non abbiamo e quindi arricchiremo e abbelliremo l'entrata dello stadio e renderemo fruibile un'area pedonale di cui oggi si sente la necessità. Così Paolo Rossi resterà per sempre legato al suo stadio. In fondo anche il calcio, come la vita, è letteratura, narrazione, musica, emozione. E Vicenza, come in un tango della memoria, resterà sempre stretta al suo bomber. Per questa edizione del nostro telegiornale, grazie davvero per averci seguito. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Sul Veneto è prevista alta pressione in rinforzo a garanzia di una giornata stabile e ben soleggiata, salvo nubi ad evoluzione diurna sui rilievi ma senza conseguenze. In serata non si esclude totalmente un possibile temporale sui rilievi altoatesini. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi, minime tra 17 e 22 gradi. Venti deboli di brezza, mare Adriatico quasi calmo. Sul Friuli Venezia Giulia è previsto bel tempo. Sarà una giornata all'insegna del sole, salvo qualche lieve annuvolamento. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, massime tra i 32 e i 33 gradi. Anche sul Trentino Alto Adige, giornata soleggiata, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime sui 18 gradi, massime attorno ai 31 gradi. Arrivederci al prossimo aggiornamento meteo.